Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Diego Armando Maradona ha giocato per il Napoli tra gli anni 1984 e 1991, per un totale di 7 anni. Ha vinto 2 scudetti, 1986-1987, 1989-1990, un Coppa Italia, 1986-1987, una Supercoppa Italiana, 1990, e un Coppa UEFA, 1988-1989, punto. In che anno ha giocato Maradona nel Napoli? Diego Maradona ha difeso il Napoli tra il 1984 e il 1991. Per un totale di 7 anni, quanti titoli ha vinto Maradona con il Napoli? Diego Maradona ha aiutato il Napoli a vincere i titoli più importanti della sua storia. Ci sono stati 2 scudetti, un Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e un Coppa UEFA. Quanti gol ha segnato Maradona con il Napoli? Diego Maradona ha segnato 115 gol per il Napoli, uno dei migliori marcatori del club. Maradona al Napoli è sicuramente una delle storie più brillanti e migliori del campionato italiano. Detentore della carica di più grande giocatore del club azzurro. L'argentino è diventato una leggenda delle dimensioni dello Stadio San Paolo, che oggi porta lo stesso nome della stella. Ci sono diverse testimonianze delle dimensioni di Maradona a Napoli, e anche i segni che ci vive ancora. La sala dei trofei del club parla da sé, ma non si può non citare i murales della città, testimonianze emblematiche che onorano il Pibe de Oro e lo rendono parte della città stessa. Forse ai tifosi del Napoli non piace, o piace, ma il numero 10 dell'Argentina è stato responsabile di mettere il club sulla mappa del calcio italiano e del calcio internazionale. Ma soprattutto in Italia, dove la squadra ha rivalità con quasi tutto il nord, le imprese di Maradona hanno contribuito a bilanciare le cose e ad illuminare il calcio del sud. Nel corso di una storia di 7 anni, l'argentino ha portato la squadra a vincere i titoli più importanti fino ad oggi. Ricordando solo gli scudetti, gli unici 2 finora nella storia del Napoli hanno avuto anche il protagonismo di Maradona. Nella stagione 1986-1987, che ha coronato la prima Coppa, tra l'altro, è stato il capocannoniere della squadra. Quando se ne andò, nel 1991, era già il capocannoniere del club, con 115 gol. Maradona al Napoli, l'arrivo, 5 luglio 1984. Il 5 luglio 1984 Maradona viene presentato al Napoli in un clima di assoluta follia all'allora San Paolo. Il pubblico ha totalizzato più di 70.000 persone per la presentazione della maglia numero 10. Da quel giorno in poi, il campionato italiano raramente ha visto un ricevimento della stessa dimensione, commozione o impatto. Molti tifosi azzurri non sono certo d'accordo, ma Maradona ha contribuito, e non poco, a mettere il Napoli sulla mappa del calcio mondiale. In primo luogo, come principale rappresentante del Sud Italia. Successivamente, come entità internazionale, anche dopo più di 30 anni dall'immagine dell'argentino abbracciato in un clima febbrile. C'è un legame tra quanto vissuto in quel giorno d'estate e le buone fasi e i titoli più recenti. Anche se il divario tra i momenti è stato punteggiato da retrocessioni ed eventi poco dignitosi, il Napoli è stato definitivamente elevato al vertice del calcio italiano. Prima dell'arrivo di Maradona era un club popolare, è vero, ma con una sola Coppa Italia, anni 60, nella sua sala trofei. Maradona campione del mondo 1986, 29 giugno 1986, per molti l'apice della carriera di Maradona è arrivato con la maglia del Napoli. Una delle prove principali è, al secondo anno, diventare campione del mondo con l'Argentina, nel 1986. È chiaro che qualsiasi amante del calcio indica la Coppa del Mondo come titolo principale di questo sport, però, pensando alla storia di Maradona al Napoli, la vittoria del Mondiale è stato solo il primo capitolo di una storia unica. Il Mondiale del 1986 fu ospitato in Messico e il regolamento prevedeva la disputa di 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4 nazioni ciascuno. All'epoca,
Le migliori campagne al 3 gradi posto in ogni girone garantivano anche la classifica per gli ottavi di finale. È interessante notare che l'Argentina è entrata nel gruppo A, insieme a Corea del Sud, Bulgaria e Italia. Gli scontri di Maradona contro la nazionale italiana divennero una grande attrazione, raggiungendo l'apice nel successivo mondiale, nel 1990, in territorio italiano. Nel 1986 entrambe le squadre si qualificarono, ma furono gli argentini ad andare oltre, superando Uruguay, Inghilterra, con quel gol di mano, Belgio e Germania Ovest. Maradona viene votato miglior giocatore del torneo e pareggia sui gol, 5, con Careca, il brasiliano che diventerà poi suo compagno nel Napoli. Scudetto e Coppa Italia, 1986-1987. Al termine della stagione 1986-1987, Maradona aiuta il Napoli a vincere lo scudetto, il primo nella storia del club, e la Coppa Italia. Nella sola Serie A, il Pibe de Oro ha segnato 10 gol. Prima del declino economico e qualitativo seguito agli anni 2010, il calcio italiano, soprattutto il massimo campionato nazionale, ha vissuto diversi momenti eccellenti. Di tanto in tanto, la Serie A è diventata facilmente il massimo campionato di calcio d'Europa. In parte a causa dell'altissima qualità dei giocatori sotto contratto. Fondamentalmente, le stelle erano costantemente in competizione per il campionato italiano. Nella stagione del primo scudetto del Napoli sono successe molte cose rilevanti. Due dei grandi nomi della storia del calcio hanno chiuso e iniziato cicli proprio in questo periodo. Da un lato Platini ha chiuso il 1987 con il ritiro, sicuramente uno dei più grandi giocatori della storia della Juventus, Roberto Baggio. Invece, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina. Nonostante questi e altri eventi, il club azzurro finì per diventare il momento clou dell'anno, non solo per l'unicità dell'impresa, ma per aver alzato più di una coppa e, quindi, dominato il calcio italiano nel 1986-1987. Sono stati 42 i punti guadagnati nella campagna scudetto, 3 in più della Juve, e una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. Maradona ha messo il Napoli sulla mappa del calcio italiano, ma stava per varcare i confini anche con la maglia azzurra. Napoli internazionale per sempre. 1988-1989 la sequenza dei titoli non si ferma a Maradona. Nella stagione 1988-1989, il club vinse nuovamente per la prima volta un torneo. Ora la Coppa UEFA 1988-1989, nuova Europa League. A quel punto, i brasiliani Alemão e Careca volavano già al fianco dell'argentino. Nella stagione precedente il Napoli aveva chiuso al secondo posto il campionato italiano. All'epoca, una posizione del genere qualificava il club per la disputa della Coppa UEFA e non della Champions League, come accade oggi. Un'altra importante differenza rispetto al moderno regolamento del torneo internazionale è l'assenza della fase a gironi. La squadra di Maradona ha superato il PAOK, poi il Lipsia, poi il Bordeaux, fino ad incontrare la Juventus nei quarti di finale. Oggi le squadre giocano una delle più grandi rivalità del calcio italiano. A quel tempo, gli azzurri festeggiarono una delle più grandi rimonte della loro storia dopo aver ribaltato la sconfitta per 2-0 fuori casa con un 3-0 siglato ai supplementari, dopo che Maradona aveva aperto le marcature dal dischetto. I gol di Careca hanno assicurato il passaggio al Bayern in semifinale fino all'incontro con un'altra squadra tedesca, nella finale, che all'epoca si giocava in casa e in trasferta. Anche decidendo fuori casa, il Napoli ha conquistato il primo titolo internazionale della sua storia, 2-1 all'andata e 3-3 al ritorno. Il secondo scudetto, il Napoli trionfò ancora in una delle stagioni più stellate del campionato italiano, nel 1989-1990. Come indicato in precedenza, di volta in volta il calcio italiano è diventato la roccaforte di una collezione di stelle, soprattutto attaccanti. Per darvi un'idea, Maradona, Careca e il Napoli di Carnevale erano davanti a una delle versioni più brillanti del Milan, campione di Champions League e Supercoppa UEFA quell'anno.
Non sono bastati nemmeno i 19 gol segnati da Van Basten, capocannoniere di quella Serie A e votato miglior giocatore del mondo, per superare i meridionali. Stessa cosa per l'Inter, 3 gradi posto in stagione. Una delle foto più ricordate di quell'anno mostra il trio tedesco formato da Klinsmann, Brehme e Matthaus, che sarebbe diventato anche il miglior giocatore del mondo nel 1990. Per non parlare della Juventus e della Sampdoria di Schillaci, che l'anno dopo vincerà il campionato italiano. Niente di tutto questo è stato in grado di generare una campagna migliore del Napoli di Maradona. Il club azzurro ha chiuso la stagione senza alcuna sconfitta in casa. Oltre ad avere ancora il miglior attacco, 57 gol, e subire solo 4 sconfitte in tutto il campionato. Nemmeno le cadute negli scontri diretti contro Inter e Milan impediscono all'argentino di regalare ai napoletani il secondo scudetto della storia della squadra. Maradona al Napoli, l'ultima partita, 24 marzo 1991, lo stadio Luigi Ferraris è stato teatro dell'ultima partita di Maradona con il Napoli. La sconfitta per 4-1 contro la Sampdoria è stata l'addio al campionato italiano, con un gol su rigore. Davanti ai propri tifosi, invece, l'addio senza preavviso è avvenuto una settimana prima, contro il Bari, vittorioso per 1-0. Al termine di quel match, il fuoriclasse argentino è risultato positivo alla cocaina. Nonostante ciò, Maradona è riuscito comunque ad andare al duello di Genova ed è entrato in campo per l'ultima volta con la maglia del Napoli contro la Samp. Dopo aver vinto i 2 scudetti e la Coppa UEFA, il numero 10 sprofondò in un tragico addio, che finì punteggiato da punizioni, bandi e persino mandati di cattura in Italia, e i fan di Azzurra. Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.